Gino Soldera, psicologo, psicoterapeuta, presidente del Movimento per la Vita di Conegliano Dario Casadei e presidente dell'Associazione Nazionale di Educazione di Psicologia ed Educazione Prenatale. Dottor Soldera è direttore responsabile della rivista Il Giornale Italiano di Psicologia e di Educazione Prenatale, ha scritto numerosi articoli scientifici e testi. Uno degli articoli è pubblicato, lo trovate nella cartellina, mentre oltre la teoria del gender, mentre tra gli ultimi libri in corso di stampa, edizione edito da Città Nuova, sarà pubblicato ad aprile un libro Mamma e papà in attesa di un bambino. Ecco, a lui la parola per l'intervento proprio sul contenuto del convegno. Bene, ringrazio naturalmente gli organizzatori, coloro che interverranno. Il mio compito è quello di offrire le coordinate di questo convegno. Nel dire cosa? Che io spero che questo convegno ci aiuti a capire la teoria del gender, mettendo in discussione ciò che non va di quello che propone. L'idea è quella di offrire un contributo alla famiglia in modo che possa essere messa nelle condizioni di rispondere alle sfide poste dalla società. La prima di queste sfide è proprio rappresentata dalla sfida educativa. Non dimentichiamo e ringraziamo i vescovi del Triveneto per il loro contributo che hanno voluto dare in materia, che passa attraverso l'azione consapevole e responsabile dei genitori, non del genitore 1 e 2, ma del padre e della madre in quelli che sono i loro ruoli e le loro funzioni. Il convegno di oggi vuole essere quindi un momento per comprendere maggiormente il valore di queste figure che sono in cambiamento. Si è passati dal padre alla maternità, si sta parlando anche di paternalità, ad esempio, proprio per cogliere i diversi aspetti di queste figure genitoriali. Mi riferisco al padre, poi lo stesso discorso vale madre, azione materna e maternalità. Il capire il processo di evoluzione di queste figure ci aiuta a cogliere meglio le sfumature di quelle che sono le loro funzioni in questo momento della vita sociale, ma di capire anche quale può essere la loro evoluzione futura. Il punto di riferimento del padre e della madre sta ovviamente all'interno della famiglia, che Pierpaolo Donati così definisce. La famiglia si definisce una relazione di piena reciprocità, cioè di scambio totale, che riguarda tutte le dimensioni della vita, tra i sessi e quindi tra la componente maschile e femminile e tra le generazioni, in quanto prevede l'essere genitori con uno o più figli. Allora, da questa definizione, che cosa si deduce anche rispetto al contributo dato da altri sociologi della materia, tra i quali anche Prandini? Che ci sono due coordinate fondamentali all'interno della famiglia, una verticale e una orizzontale. Quella orizzontale riguarda la complementarietà uomo-donna. La seconda è data da quella verticale, che è rappresentata dalla generatività e quindi la messa al mondo dei figli. Questi due assi portanti della famiglia, che partono dalla complementarietà, hanno uno sviluppo per così dire naturale. La teoria del gender vuole proprio mettere in discussione questi assi portanti della famiglia che, come sappiamo, rappresenta la prima cellula della società. Siamo ad un attacco verso la famiglia, che naturalmente viene vista con una certa indifferenza, che poi da famiglia diventa un attacco alla organizzazione sociale. E questo proprio come realtà strutturale. E abbiamo naturalmente la messa in discussione della relazione eterosessuale uomo-donna, dove si dice che il sesso
inteso come biologico e corporeo, va separato dal gender, quale costruzione psicosociale. Quindi si comincia a creare una prima divisione all'interno dell'essere umano per andare poi a giustificare e a proporre non tanto la coppia naturale uomo-donna quanto la coppia gay, e per realizzare l'obiettivo del matrimonio fra coppie omosessuali. Questo è un primo obiettivo che ha la teoria del gender. L'altra, che riguarda la relazione, come dicevo, orizzontale uomo-donna, l'altra, quella verticale, sulla generatività. Ecco, rispetto a questo la teoria del gender propone due, posizioni di attacco. Una che riguarda l'adozione da parte delle coppie gay e l'altra un uso indiscriminato della procreazione medicalmente assistita. La procreazione medicalmente assistita, che è nata come supporto alla coppia infertile, viene invece utilizzata per avvalorare, per rafforzare un sistema di organizzazione familiare innaturale. E qui vengono fatte ovviamente delle proposte che vanno attraverso l'eterologa, l'utero in affitto o cose in sostanza di questo genere. Noi stiamo assistendo ad un uso palese ed occulto dalle istituzioni europee e nazionali, mascherato, come diceva l'onorevole Cancian prima, dalla discriminazione omofoba a danno della naturale relazione eterosessuale. Per quanto riguarda i documenti, noi abbiamo visto il documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sugli standard di educazione sessuale in Europa, laddove l'orientamento è proprio quello omosessuale o quantomeno molto equivoco rispetto all'eterosessualità. L'altro discorso riguarda la scuola, laddove sono stati pubblicati 3 libretti che sono qui poi anche a disposizione, si possono vedere. Educare alla diversità a scuola, proposti dall'UNA, dall'Ente Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Naturalmente, laddove, sempre con la scusa della discriminazione omofoba, si va a fare un discorso che va orientato invece nella direzione della pro-omosessualità. Tutto questo avviene senza considerare gli effetti e le conseguenze che questo modo di procedere ha nella formazione delle nuove generazioni. Segnaliamo, questo proposito l'abbiamo inserito anche in cartella, che è stato proposto come linea di difesa, il decalogo di autodifesa dalla teoria del genere proposto dal Forum delle Associazioni Familiari. Per quanto riguarda l'ente locale, alcuni comuni in Italia, tra cui il comune di Roma e di Milano, si sono proposti di sostituire il padre e la madre nella iscrizione scolastica col genitore 1 e 2. Il comune di Bologna, di fronte alle contestazioni, ha utilizzato una mediazione politica e invece di parlare di genitore 1 e genitore 2 parla di genitore richiedente e altro genitore, mettendo comunque da parte il padre e la madre. Quindi la questione non si pone solo sul piano modulistico formale, perché dietro queste scelte ci sono poi delle pratiche che vanno ad incidere nelle relazioni. Provate a pensare, quindi al bambino l'insegnante non chiede più chi è tuo padre e chi è tua madre, ma chi è il tuo, in sostanza, genitore. Però, fortunatamente, molti genitori di fronte a questi moduli hanno cominciato a prendere la penna, a depennare e a scrivere firma di papà, firma di mamma e non di genitore 1 e genitore 2. Anzi, vi riporto qui alcune considerazioni fatte da questi genitori. Finalmente, anziché ascoltare le esigenze di pochi, ascoltino le esigenze di tutti gli altri, che sono ben altre, che andare a cambiare i moduli. Pisapia, hai perso un altro voto.
Finalmente qualcuno che sfida pubblicamente il politicamente corretto, spinto ai limiti di una demente illogicità. Brava mamma Barbara, una di quelle che aveva cancellato Genitore 1, Genitore 2. È ora di reagire e ribellarsi alla follia omosessualista. Complimenti signora mamma, con il maiuscolo per rendere rispetto e considerazione per la sua azione. Fossero tutte come lei, la mamma e il padre degli alunni italiani. Tra un po' i nostri figli, invece di chiamarci papà, ci chiameranno Genitore 1. Sai che bello? Mi stupisco che non abbiamo ancora proposto di togliere di mezzo anche i nomi figlio e figlia, che individuano il sesso. Potrebbero proporre prove 1 e prove 2. Vi ringrazio e adesso passiamo la parola ai relatori di questo convegno.